Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il gruppo Folk San Giovanni per l'invito. Oggi parleremo dei primi fotografi in Sardegna che hanno realizzato foto nell'ambito del territorio dell'Iglesiente e vedremo come queste foto possono essere utilizzate in una ricerca etnografica. Iniziamo subito a parlare delle origini della fotografia. Colui che viene definito il padre della fotografia è questo signore qua in alto, Giuseppe Niceforo Nipse, che è colui che realizza la prima foto della storia, che vediamo qua al lato in alto a destra. La prima perché per la prima volta un'immagine viene immortalata in un supporto in maniera permanente, ed è una foto del 1826 di un paesino francese, Le Grasse, con un'esposizione di ben 8 ore, lo si evince dalla differenza delle ombre all'interno della stessa immagine. A lui si affiancò Louis Daguerre, un altro pioniere della fotografia, che proseguì gli studi sulle tecniche fotografiche anche dopo la morte di Nipse, e a lui viene attribuita la prima foto con persone, che vediamo qua in basso a destra, una foto fatta nel 1838 a Parigi, con un lustrascarpe che appunto lustra le scarpe a un signore. Ricordiamoci che all'epoca ci volevano tempi di esposizione molto lunghi, quindi qualsiasi cosa in movimento non veniva immortalata nell'immagine, non veniva impressa nell'immagine. Quindi dobbiamo immaginarci questo grande viale di Parigi pieno di persone, di cavalli, carrozze, che non vediamo appunto perché erano in movimento, ma si evince questo trambusto dal fatto che c'è un forte pulviscolo nell'aria. Nel 1839 Daguerre brevetta la sua tecnica fotografica chiamandola daguerrotipo, e nell'agosto dello stesso anno il governo francese acquisisce il brevetto e lo regala al mondo, ufficializzando di fatto la fotografia. Da qui in poi si susseguono tante innovazioni sulle tecniche fotografiche, sui tipi di tecnica fotografica, sui supporti, ma quello che ci interessa è che l'anno successivo a Cagliari, presso la presso il corso di fisica sperimentale dell'Università di Cagliari, gestita dal padre Stefano Sirigu, già si insegnavano le tecniche fotografiche. La prima foto conosciuta realizzata in Sardegna è questa che vediamo qua in alto al centro. È una nobildonna di Cagliari, di Castello. Non sappiamo chi sia il fotografo, ma sappiamo che è stata realizzata tra il 1844 e il 1845. Non conosciamo il fotografo perché non c'è la firma del fotografo, e perché in quegli anni già alcuni fotografi scendono dalla Francia e dall'Inghilterra in Sardegna per fotografare le miniere di proprietà appunto di francesi ed inglesi. È possibile che alcuni di questi si siano poi spostati nel capoluogo per realizzare fotografie, quindi potrebbe essere che uno di questi appunto abbia realizzato questa foto che vediamo qua in alto. Uno lo conosciamo, si chiama Claudio Porraz. Lo conosciamo perché la sua pubblicità appare in un giornale cagliaritano del marzo del 1844, e scrive che aveva il suo studio fotografico presso la casa del farmacista Cossu a Villanova sotto terrapieno. Quindi è possibile che sia lui l'artefice di questa immagine. E la prima non lo sapremo mai, perché molte di queste immagini sono in possesso di privati, quindi non sapremo mai se ce ne sia una più antica di questa. Però sappiamo chi è il primo fotografo sardo, ed è Raffaele Arui. Raffaele Arui, noto in campo etnografico per i suoi dipinti di costumi sardi, è il primo a fare una tipografia privata in Sardegna, ed è il primo a fare fotografie, il primo sardo a fare fotografie. Insegna anche le tecniche fotografiche, assieme al figlio Eugenio Arui, che prende le redini dello studio dopo la morte di Raffaele nel 1857, e a Eugenio Arui, assieme a un altro fotografo che vediamo dopo,
sono attribuite le prime foto di costumi sardi, e qua vediamo due immagini di costumi iglesienti realizzate assieme ad altre appunto tra il 1860 e il 1865. E Agostino Ley Rodriguez è il secondo che si contende il primato con Eugenio Arui, e qua vediamo realizza anche lui una serie di foto di costumi sardi, e qua ne abbiamo tre di questa serie proprio di costumi iglesienti. Di Ley Rodriguez abbiamo anche la foto dello studio, eccolo qua, all'incrocio tra il Corso Vittorio Emanuele e Piazza Ienne. Perfetto Samonati, un altro fotografo che viene da fuori, si instaura in Sardegna, a Cagliari dal 1850. Qui vediamo una foto di un costume sardo, presumibilmente della Iglesiente appunto, realizzata attorno al 1870. Giuseppe Luigi Cocco, attivo dal 1866, importante per noi perché è colui che realizza una foto di due ragazze di Domus Novas che vediamo immortalate. Noi la conosciamo per la cartolina, ma esistono anche le foto originali. Una è conservata presso il fondo Hiller Giglioli al Museo Pigorini a Roma, assieme a un'altra sempre di una delle due ragazze, ma ne troviamo anche una foto realizzata a Perugia, questo perché Giuseppe Luigi Cocco al termine della sua attività va a Perugia, e quindi è possibile che si sia portato i negativi di questa foto e che siano stati poi sviluppati da un fotografo perugino appunto. Giuseppe Luigi Cocco, che poi lavora assieme a Raffaele Lailoi, fratellastro di Ley Rodriguez, e Raffaele Lailoi anche lui apre una succursale a Iglesias. Vittorio Besso l'ho preso come esempio di tutti quei fotografi che scendono per fotografare le miniere, lui era piemontese, e questa è una foto famosissima, le guardie notturne della miniera di Montepone, una delle foto assolutamente più belle di questo territorio. Dopo si succedono Raffaello Canzani, Alfredo Pellegrini, qua andiamo veloci, Evaristo Mauri, che viene considerato probabilmente uno dei più importanti fotografi della fine dell'Ottocento in Sardegna, è probabilmente il primo che realizza cartoline illustrate di costumi sardi tra il 1896 e il 1898. Scende in Sardegna chiamato dalla famiglia di Amedeo Modigliani per fotografare le miniere di loro proprietà a Bugerru, trova moglie a Iglesias, apre il suo studio fotografico a Iglesias nel 1880 e l'anno dopo a Cagliari. E qua vediamo alcune fotografie poi utilizzate per fare le cartoline. Cartoline che fa stampare all'inizio presso una notissima tipografia tedesca, la Stengel & Co. di Dresda, attiva dal 1885, che realizzava circa 5.000 cartoline al giorno. E molte di queste sono state, molte cartoline del Mauri sono state stampate lì appunto. Le sue immagini, come quelle di alcuni altri fotografi, vengono utilizzate anche per fare delle pubblicazioni, quindi stampe, litografie, come questa presente nell'album di costumi sardi di Enrico Costa del 1898, che viene presa appunto da una foto di Mauri, ma come vediamo alla donna in piedi viene sostituito l'abito, sicuramente per motivi di vendibilità della pubblicazione, quindi gli sostituiscono l'abito giornaliero con un abito di gala a mantiglia. E come possiamo vedere abbiamo anche un'altra informazione interessante: la gonna della persona seduta è una gonna in panno rosso, che a Iglesias non viene più utilizzata, ma la troviamo in altri paesi come Sant'Antioco. E arriviamo al fotografo più importante sicuramente della zona del Sulcis Iglesiente, Ernesto Pizzetti. Presumo che qualsiasi famiglia della zona abbia almeno una foto di questo fotografo, neanche io a Cagliari, quindi immaginiamo quante ne abbia fatto e quante ce ne siano. E qui vediamo alcune delle sue immagini. Tipografia Valdesi, importanti le tipografie perché utilizzano le fotografie dei fotografi per realizzare appunto le cartoline. La prima tipografia che realizza le cartoline appunto è la tipografia Valdesi a partire dalla fine del 1898, e già nella sua pubblicità
parla appunto di un vastissimo assortimento di cartoline, panorami di Cagliari all'interno dell'isola, costumi sardi colorati e senza. Quindi pensate che c'era un fotografo di Sassari che nei primi del Novecento scriveva una pubblicità che aveva nel suo studio fotografico circa 600.000 cartoline di costumi, paesaggi, monumenti e città della Sardegna. Quindi immaginate quante ce n'erano e quante circolavano. Andiamo poco dopo il Novecento con Vittorio Alinari che realizza un viaggio in Sardegna nel 1913 con alcune foto assolutamente bellissime, e poi abbiamo alcuni reportage nel National Geographic come questo del 1916 con foto di Wright e di Alinari appunto, con guardie anche qui della miniera di Monteponi, nel 1923 con Guido Costa e Clifton Adams, in questo caso le foto sono colorate a mano, e del 1926 con Luigi Pellerano. In questo caso stiamo vedendo una foto appartenente a una serie, le prime fatte direttamente a colori su pellicola. Da un brevetto dei fratelli Lumière dei primi del Novecento, Luigi Pellerano perfeziona la tecnica e realizza un manuale della Oepli su questa tecnica che prevede già le foto a colori. Quindi stiamo parlando appunto dei primi anni del Novecento. Qui vediamo una cosa molto particolare, cioè il provino fotografico da cui viene poi tratta la cartolina. Queste sono della mia collezione, è una cosa molto interessante. Adesso veniamo alla seconda parte. Come possiamo utilizzare queste immagini? Innanzitutto dobbiamo avere tante informazioni. Più informazioni abbiamo su quella immagine, su quella fotografia, su quel fotografo, e più riusciamo a capire meglio l'immagine. E quindi dobbiamo cercare di datare una fotografia, dobbiamo riconoscere chi c'è all'interno della fotografia, dobbiamo fare delle ricerche, degli archivi per quanto riguarda la storia della vita lavorativa del fotografo, attraverso informazioni pubblicitarie, tipo le pubblicità presenti nelle guide cittadine, attraverso articoli quotidiani. Il retro e il fronte delle fotografie ci danno tantissime informazioni. Il tipo di foto, il tipo di supporto, il tipo del cartoncino, le pubblicazioni già edite e eventuali convegni e conferenze che si sono fatte per quanto riguarda i fotografi. Quindi veniamo innanzitutto alla tipologia della tecnica fotografica che come vedete qua è un daguerrotipo. Il daguerrotipo si riconosce dal fatto che muovendo l'immagine da negativa diventa positiva, non esisteva appunto il negativo, quindi la foto non era riproducibile, così come l'ambrotipo, e sono le prime tecniche fotografiche, quindi sicuramente le più antiche. Poi si passa al ferrotipo, cioè su una lastra metallica, le albumine dal 1850, gli aristotipi dalla fine degli anni 80, le lastre su vetro, i negativi. Quindi tutte queste tecniche fotografiche hanno una data di inizio, e quindi sappiamo riuscire a dare almeno una supposizione di una datazione. Ma anche il formato della foto ci dà delle indicazioni, così come il tipo di supporto molto sottile e quasi scarno agli inizi, man mano diventa sempre più grosso e decorato. Mettiamo il caso che conosciamo la persona ritratta. In questo caso una persona ritratta è famosissima, è il canonico Spano, Giovanni Spano, e dobbiamo datare questa immagine. Quindi dobbiamo cercare di capire. Sul retro ci abbiamo scritto canonico Spano, canonico Manunte, canonico Spano. Questa foto è stata messa su Facebook per cercare qualche informazione in più, e qualcuno diceva che questo non era il canonico Manunta ma il canonico Manurrita, che tra l'altro esiste e gli somiglia tantissimo a questo signore che vedete qua seduto. Quindi mi sono messo a cercare chi potesse essere questa persona, e ho trovato che esiste questa persona al quale il canonico Spano gli fa il necrologio dopo la sua morte, e mette questa immagine che vedete in alto a destra
come immagine nel necrologio. Necrologio presente nella Gazzetta Popolare, una rivista cagliaritana, e in questo necrologio una grande monografia sulla vita del canonico Manunta, e quindi ci accertiamo che il canonico è il canonico Manunta. Dice a un certo punto, scrive: e quando nello scorso anno lo condussi con preghiera per farsi prendere il ritratto, che è lo stesso che si vede in fronte di questo scritto, esclamò con lacrime agli occhi: «Oi, quanto pagherei per avere il ritratto del mio genitore!» E qui abbiamo la chiave per trovare l'anno esatto della fotografia, perché il canonico Manunta, nato a Osilo nel 1776, muore a Cagliari nel 1867, e il canonico Spano gli dice l'anno prima di fare il ritratto. E il ritratto è questo qua in alto a destra, e nello stesso momento in cui il Manunta fece il ritratto, se lo fece fare anche il canonico Spano col Manunta. E qui abbiamo trovato quindi che la foto è del 1866. Non siamo sempre così fortunati. Molto spesso abbiamo un'immagine che ci serve per la nostra ricerca, ma non sappiamo chi è la persona ritratta, quindi non possiamo sapere quando è nato, quando è morto, quindi non possiamo avere delle indicazioni precise. Quindi possiamo già dare una datazione di massima, fine 800, ma fine 800 vuol dire dal 1860 al 1900, cioè 40 anni, sono tanti per poter dare una datazione precisa. Quello che ci viene in aiuto in questo caso è quello che c'è scritto nel cartoncino. Formato visita. Il formato visita viene inventato nel 1854 da un francese, Disdery, e quindi possiamo sicuramente scartare gli anni precedenti. Ma poi abbiamo GL Cocco, quindi Giuseppe Luigi Cocco Cagliari, che è attivo dal 1866, e quindi aumentiamo la datazione al 1866. Ma quello che c'è scritto dietro è quello che ci dà più informazioni, cioè via Manno numero 2 Cagliari. Facendo le ricerche su questo fotografo sappiamo che Giuseppe Luigi Cocco apre il suo studio fotografico finanziato dal barone Rossi in via Manno numero 2 nel 1874 e chiude il negozio nel 1878. Quindi, da 40 anni che avevamo di range per datare questa immagine, riduciamo questa datazione a soli 4 anni, dal 1874 al 1878. È anche vero che utilizza un abito che non è nuovo, quindi non è fatto per l'occasione, quindi l'abito può essere anche di 10 anni prima, ma sappiamo che in quei 4 anni quest'uomo, utilizzava questo abbigliamento. Ed è importantissimo, perché questo ci permette poi di fare una ricostruzione più appropriata dell'abbigliamento di questa persona. Così può succedere anche per le cartoline. In questo caso ci sono anche altre informazioni, come la data di utilizzo del timbro, come il francobollo, che è una data di emissione. Quindi qui possiamo datare la cartolina, ma sappiamo che l'immagine è magari più vecchia. In questo caso anche qui ci aiutano le informazioni: proprietà artistica riservata a Evaristo Mauri, fotocolografia Cagliari. Ma se poi andiamo a informarci, a conoscere un po' la storia dei costumi, eccetera, notiamo che questo suonatore di Laineddas viene immortalato in una litografia presente in un libro, in una pubblicazione sul viaggio di un viaggiatore francese, Gaston Vuillet, realizzato in Sardegna nel 1890, e pubblica questo viaggio a puntate in una rivista dal 1891, quindi sappiamo che questo suonatore, che questa immagine è precedente al 1890. Ma sappiamo anche che Vuillier dice che molte delle sue litografie sono tratte da foto di Evaristo Mauri. Evaristo Mauri, che come abbiamo detto prima è attivo a Cagliari dal 1881, e quindi possiamo datare questa immagine tra il 1881 e il 1890. Ricordiamoci anche che questo è un fotomontaggio, perché già all'epoca si facevano, però se abbiamo la certezza che questa persona sia stata fotografata in quel decennio. Come possiamo utilizzare un'immagine per una ricerca fotografica, per una ricerca etnografica?
Innanzitutto dobbiamo stabilire da dove proviene. Qui abbiamo un esempio importante. Qui abbiamo un personaggio che non vestiva in abito tradizionale, lo si evince dal fatto che ha dei capi di abbigliamento che gli stanno un po' larghi e all'epoca erano sicuramente più aderenti. Il costume di Sennori, e questo lo riconosciamo per esperienza, è sicuramente una foto realizzata tra il 1880 e il 1890. È utile per una ricerca fotografica dell'abito di Sennori? Sì, perché è assolutamente coerente. La stessa persona poi viene ritratta in un'altra foto, gli viene tolto il gippone di Sennori e gli viene messo un gippone di Oliena con un soprabito in pelle sicuramente. Tutto il resto rimane uguale. Questa foto può essere utilizzata per l'abbigliamento tradizionale di Oliena? No, perché la camicia non è coerente con il canone vestimentario del paese, così come il cinturone, così come Sarro de Vannu, come il gonnellino, quindi non è assolutamente utilizzabile, se non per l'indumento in sé, come casistica, ma per il resto non è assolutamente utile alla ricerca. Teniamo presente che poi viene realizzata la cartolina di questa persona e c'è scritto costume di Orgosolo, quindi proprio non c'entra assolutamente niente con l'abbigliamento utilizzato. Quindi dobbiamo fare molta attenzione quando troviamo un'immagine, dobbiamo analizzarla più e più volte per capire se questa immagine è valida o no. In parole povere, riassumendo, la ricerca in campo etnografico, nel caso specifico abbiamo visto solo la parte fotografica, ma necessita di tante altre discipline, è difficile, è dispendiosa, ha bisogno di tanto tempo, non si ferma mai la ricerca, ha bisogno appunto di altre discipline perché non basta la fotografia, non basta l'iconografia, servono le discipline sociali come la sociologia, quelle economiche come il commercio che aveva il paese con altri, la geografia, la storia del paese stesso. Quindi tutte queste discipline convergono per dare più informazioni possibile per avere una qualità migliore della ricerca. Ha bisogno di continuità quindi e deve essere soprattutto divulgata e condivisa perché una ricerca ben fatta se tenuta in un cassetto non serve a niente. Quindi la ricerca è sicuramente necessaria per dare il giusto rispetto a quel passato di quella comunità e rendere omaggio a chi ha vestito quegli abiti e quindi a tutti i nostri avi. Io così ho concluso e vi ringrazio.